pure che non te ne legge, quella non abbia vettato un po' quindi mai venuto dai. Fuori, così c'è sente di racconto. Allora, intanto che aspettiamo, vi ricordo che Anna sta raccogliendo le prenotazioni per il pullman della manifestazione del 2 ottobre e sta anche vendendo le magliette del comitato del Sacciano.
uscire davanti. Siate timidi. Siccome lo schermo è molto piccolo, una volta che iniziamo magari non riuscite a vedere meglio se venite davanti. Due minuti e iniziamo. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Il motivo per cui siamo qua è per parlare di un progetto per la creazione di un parco eolico che è stato presentato il 30 di agosto e per il quale è possibile presentare delle osservazioni fino al 29 di questo mese. Quindi l'intenzione è quella di farvi sapere un po' quello che c'è scritto nel progetto ed eventualmente raccogliere un po' di aiuto nella creazione di queste osservazioni. Okay? Quindi, per chi c'era l'altra volta, andremo a fare un lavoro simile alla precedente presentazione, che riguardava invece un altro progetto per il quale è già scaduto il termine della presentazione delle osservazioni. Okay? Per questo siamo ancora in tempo. Per il progetto precedente sono state presentate un buon numero di osservazioni, almeno una ventina. Okay? Per cui adesso andremo a vedere un attimo come vanno le cose per quanto riguarda quel progetto lì. Ok, allora, a differenza del progetto precedente, in questo caso tutte le installazioni ricadrebbero nel comune di Leonardo. Per quello precedente si parlava di 4 paia, Leonardo e 6 o 7 ASI. In questo caso sarebbero 10 paia eoliche tutte quante da installare all'interno del perimetro del comune di Leonardo. Questa foto che vedete è all'interno del progetto e rappresenta la vista che dovreste avere da Nuova Geloni una volta che viene l'installazione. Diciamo che è stata fatta con un po' di furbizia, perché in realtà io da qui vedo solo 3 pale, ma se guardate bene si mimetizzano un po' con lo sfondo e ce ne sono altre 3 o 4 visibili, lasciando perdere quelle che si vedono sui monti di Nuova. Allora adesso andiamo a vedere quali sono le zone in cui questi aerogeneratori
vorrebbero essere installati, insomma. Non voglio dire verranno installati perché non vogliamo che vengano installati. Questa è la visuale che comprende sia le pale di questo progetto che di quello precedente. Quindi, come vedete, vi lavoratura in basso a destra, quel punto rosso è Nurageloni. Trovate in particolare sul lato destro della foto, che è una simulazione ovviamente, la strada provinciale 112. Su quella strada troverete queste due colonne d'Ercole prima di entrare in paese, quindi due aerogeneratori alti 200 metri l'uno, su un lato e l'altro, su ognuno dei lati della strada, a pochissima distanza, ma a poco più di 250 metri dalla strada provinciale 112. Mentre invece il resto delle pale andrebbe a ricadere nel territorio dei Serra o le aree limitrofe, quindi percorrendo la circolazione riuscireste a vedere tutte una ad una. Quindi vediamole una alla volta. L'aerogeneratore VT1 in zona Saroletta, Pucumarda, Fontana de Bredi. Quindi non so il nome esatto delle zone, però diciamo considerando le zone limitrofe il posto è quello. Le foto in alto sono quelle che sono state pubblicate nel progetto, c'è tutta l'area della piazzola che deve essere costruita, il punto esatto in cui vorrebbero installare l'aerogeneratore, mentre invece la foto in basso è una simulazione, una foto presa da Google Earth, che però vi permette di contestualizzare meglio la vista con la parabolica. Un paio di dati interessanti, la strada vicinale che percorre quella zona dista 20 metri dalla base della pala, 20 metri, quindi insomma non è proprio l'ideale passare, specialmente se la pala dovesse avere dei malfunzionamenti o delle cose del genere. Dista inoltre 345 metri da Rio Carollo, okay? Quindi abbastanza vicini ai corsi d'acqua. La VT2 Nurage Sant'Antoni sull'Arco Savigitello. Innanzitutto dista solo 800 metri da Nurage Sant'Antoni, che è nel territorio di Iseri, ma comunque Nurage, la Sardegna, per cui 800 metri sono sicuramente troppo pochi. 230 metri da Rio Carrullo e 80 metri dalla strada vicinale, una strada vicinale. VT3, Cucumarda, San Matecacco, Punta Colongio, 23 metri da una strada vicinale, 230 metri da Rio Carullo, quindi tutto molto concentrato, come vedete, tutto in quella zona. È la parte, diciamo, sud-ovest del territorio di lavoro. VT4, strada vicinale 20 metri, la zona è Tram Mesas, Punta Colongio, quindi strada vicinale 20 metri, altra strada vicinale a 170 metri e Rio Carullo a soli 138 metri. La VT5, da Andrea Pasanta, Punta Colongio, Campelletto, strada vicinale a 254 metri, ferrovia a 530 metri. Se non sbaglio ci sono dei piani per riattivare in qualche modo la ferrovia, anche perché dovete sapere che adesso noi siamo area metropolitana di Cagliari, quindi essendo cittadini dovrebbero darci delle connessioni più efficienti con Cagliari. Rio Medesimo giù a 850 metri. Okay? Sezzilaggio a VT6. Qua c'è una cosa interessante. Vi ricordate il progetto precedente? Qua abbiamo due pale nello stesso posto, quindi si confedereranno questo fazzoletto di terra di 100 metri. La distanza tra la posizione peraltro approssimativa delle due pale è di 123 metri, però nell'altro progetto non erano indicate le coordinate geografiche esatte, quindi è praticamente lo stesso punto. Tenete presente che i generatori hanno un diametro di 162-175 metri a seconda del modello, per cui si toccherebbero l'uno con l'altro, ma per il fatto che non funzionerebbero proprio fisicamente non sarebbe possibile installarli. Quindi a parte questo abbiamo la ferrovia che dista 428 metri, che è proprio vicina, la ferrovia dall'altra parte del progetto dista solo 310 metri, però durante la presentazione precedente non era proprio della presenza della ferrovia lì vicino, quindi ve lo dico adesso. E Rio Carollo è a 296 metri. Serrandiola, strada vicina a 50 metri, altra strada a 200 metri, Rio Medesimo 770 metri. Brano Monteri, Razzolo, strade vicinali a 133 metri, 200 metri, Rio Contrugioni a 810 metri e Deposito di Abanoa a 462 metri.
Fontana Rovadas, Nura Celloni a meno di un chilometro. Lo dicono loro, lo dichiarano candidamente all'interno del progetto che Nura Celloni a meno di un chilometro. La strada provinciale SP 112 è a 474 metri. Qua non stiamo più parlando del Serra, stiamo parlando della strada che va verso Sofia, per intenderci. Questo è sul lato sinistro, mentre invece sul lato successivo è esattamente in quella posizione sulla Carrora. La distanza da UT10, che è la para, diciamo adesso la Carrora, mettiamola così, è 620 metri. Se vi ricordate un po' le misure del progetto precedente, non c'erano delle distanze così ristrette tra una para e l'altra, anche questa sarebbe un'anomalia. Rio Mediatoroce a 230 metri. Infine, Runemonti Vedialus, 253 metri dalla SP 112, quindi non so, forse per andare a Cagliari, io di solito passo da Isili, ma penso che inizi la passare da noi. La strada per andare a Sorrento era soli 84 metri, ok, quindi ce l'avete proprio bella vista, siete sotto la parte. Avete presente che di nuovo il diametro del generatore è 162 metri, quindi voi praticamente passate sotto la pala quando attraversate quella strada, o meglio, la lama della pala va superare quella strada, perché siamo lama a 81 metri, per cui va praticamente a coprire, a farvi ombra sulla strada. E di nuovo la UT9, cioè quella di prima, è 620 metri. Okay. Questo, giusto per ricapitolare, invece sono le pale del progetto precedente, quindi Scomparelli, Spunta sul Globo, Nuriola, Fontana e Mago, Sistema Africano e le 4 che ricadono all'interno del territorio di Ranamaturo del progetto precedente, okay? Che comunque sono sempre nella stessa zona. Queste foto fanno parte sempre di quel progetto, riportano i parchi eolici in previsione da parte di altre aziende. Quindi non i due progetti di che stiamo discutendo oggi, ma ulteriori parchi. Vedete come si va a formare tutta una fascia di turbine che parte da Perteguardo fino ad arrivare al territorio di Serri, Mandas e così via. Quindi un bel bastone di pale per tutta quella fascia di territorio. Intervisibilità. Quindi cosa significa questa foto? Si tratta in pratica dei posti da cui queste pale saranno visibili, che sul lato sinistro hanno usato un colore verde che pur sembravano rassicuranti, invece le aree dove le pale sono visibili, per cui se andate a vedere il territorio di Ranamaturo è per lo più verde o giallo, quindi visibili o parzialmente visibili da tutto il territorio diciamo cittadino, cioè urbano, cittadino, chiamatelo come volete, paesano. Mentre invece sul lato sinistro c'è una diversa intensità del colore a seconda della visibilità, dove il rapporto al numero di pale aumenta l'intensità del colore. Per cui l'arancio dovrebbe essere la zona di impatto più grande, che dove si vedono più pale. Questo non riguarda solo i progetti in questione, ma tutti i progetti esistenti. Okay? Quindi non ci sarà un angolo a Villa Ranamaturo dove non vedete una pale, perché in base alla colorazione che hanno messo in questa mappa. Sì, infatti arancio è l'impatto rilevante, giallo è l'impatto forte, dove l'arancio comunque sono le zone con impatto maggiore. In questo progetto ammettono molto candidamente che tutte le zone del paese sono soggette a vincolo. Okay? Non è che cercano di imbrogliare dicendo che non sono vincoli. Dicono, in prossimità dell'area dell'impianto non esistono aree nelle quali non sussistono vincoli. Ci sono alcune aree, però vista la grandezza del progetto non è possibile utilizzarle. Okay? Il parco non ricade all'interno di aree ritenute idonee, quindi sì, stanno dicendo in pratica che andrebbe fatto in aree non idonee. Però c'è la famosa formula magica del tecnico Draghi che dice che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee. Quindi loro in pratica stanno sperando che anche le aree non idonee diventino idonee, che è un discorso che abbiamo fatto più volte. Distanze.
comuni, perché la regione li ha incaricati di creare dei file che devono essere presentati entro il 12 di settembre, con un elenco di zone idonee e non idonee. Ok? Sì. Mi ammetterò anche che c'è un vincolo per questioni storico-culturali. Cioè abbiamo visto che c'è il murale raggiunge un chilometro e poi anche altri murali, sì, anche a meno 800 metri. Sì, no, poi vedremo che c'è una tabella molto lunga di beni archeologici, però non ve lo anticipo, vi faccio vedere la slide. Allora, distanze, in realtà mi aspettavo che questo progetto fosse molto più dettagliato dell'altro. Alcune parti erano effettivamente molto elaborate, tipo c'è un documento molto lungo sulla preservazione dei chirotteri, dei pipistrelli, altre cose invece sono state totalmente omesse, tipo la questione dei buffer, cioè delle distanze da una parte all'altra e della possibile rottura degli aerogeneratori, non è stata affrontata come l'altro progetto. Loro si limitano a dire che le pale hanno un buffer di 172 metri o 256, a seconda che sia la distanza da una pala all'altra o da centri abitati. Ora, per una pala che ha un diametro del rotore di 162 metri e per un buffer di 172 metri, sono 10 metri in più, mi sembra veramente poco. Per cui niente, in realtà io mi sto riproponendo la stessa slide dell'altra volta, preso dall'altro progetto, dove c'è dei calcoli che sembrano peraltro abbastanza solidi, dove in base alla dimensione di quelle pale che hanno un rotore leggermente più grande ma un'altezza leggermente inferiore rispetto a queste, quindi potremmo considerare analoghe, si diceva che in caso di guasto ci potrebbe essere un lancio di materiale, di ghiaccio o di detriti a 228 metri, quindi ben oltre quella che loro definiscono come zona buffer tra un aerogeneratore e l'altro. C'era poi il discorso, che non so se vi ricordate, che il calcolo delle zone buffer andrebbe contestualizzato alla pendenza del terreno, perché se il terreno è piano lanciate ai 228 metri che dicevamo prima, se invece in pendenza si guadagna, come dire, in estensione, per cui ci sarebbero ancora maggiori rischi. E poi si faceva anche l'altra volta un discorso sul fatto che in altre nazioni le zone buffer sono molto più lunghe per pale eoliche di queste dimensioni, fino a 3 km, cioè oltre 3 km. Distanza da strade statali, in realtà provinciali, mi è stato fatto osservare prima quando sono statale. Quindi la distanza, dicono anche qual è la norma, allora, la distanza di ogni turbina dalle strade provinciali e dalle strade statali è superiore alla somma dell'altezza dell'aerogeneratore al nozzo e del raggio del rotore più un ulteriore 10%. Facciamo il calcolo: 119 metri di altezza al nozzo, 162 metri di rotore, più il 10% mi risulta che siano 309 metri. A che distanza hanno messo la pala VT10? 260 metri. Ci hanno scritto che c'era la norma che richiedeva una determinata distanza per la strada provinciale e poi invece l'hanno prevista nel progetto ad una distanza inferiore. Per cui mi sembra come dire, abbastanza scontato che questa non sia norma. Siti archeologici entro 3 km. Vedete, questa non si legge da lì, però quella lì è una lista di braghe e di altri siti archeologici a vario titolo, per cui mettono bragheloni ad una distanza da uno degli aerogeneratori tra i 500 e i 1000 metri, Tiriccu ad una distanza maggiore di 1000 metri, Sant'Antonio di Fadani qua lo mettono tra i 100 e i 200 metri, 100 e 200 metri, veramente poco. In realtà in un altro punto del progetto parlano di 800 metri, quindi non so in che modo abbiamo fatto il calcolo. Forse si riferiscono però al resto dell'impianto, cioè capidotti, alle cabine di trasformazione e così via, non tanto agli aerogeneratori in sé, anche perché il capidotto lo presso ISI, okay? Quindi comunque faranno dei lavori in più. Ci sono dei ritrovamenti archeologici che riguardano gli stessi siti di installazione delle pale eoliche. Per cui nella zona della pala VT3 e VT4 sono stati trovati dei frammenti di ossidiana, nella VT10 ceramiche medievali e nella VT6 frammenti ceramici.
quindi chissà cosa trovano quando vanno a scavare. Distanza tra impianti, vabbè, questo è quello che ho annunciato, e solo 123 metri tra una di queste pale e quella del progetto precedente, per cui vado avanti e non mi ripeto. E tra l'altro è molto inferiore anche al loro buffer di 172 metri. Con chi abbiamo a che fare? L'altra volta si trattava di una società con 10.000 euro di capitale sociale, non neanche interamente versati. In questo caso è una struttura un po' diversa. La Sardeolica, che è un SRL, ed è l'azienda che ha presentato questo progetto, è interamente controllata dalla Saras, che probabilmente tutti voi conoscete. La Saras non è più della famiglia Moratti da giugno di quest'anno, ma è stata acquisita dalla Vitol, che è un'azienda petrolifera olandese. Per acquistare la Saras ha chiesto un prestito alla Bank of America. Okay. Ora, quando si parla di energia green si tende, come dire, a contrapporre i produttori di petrolio ai produttori di energie rinnovabili. In realtà, in questo caso almeno abbiamo a che fare con le stesse persone, perché la Saras è proprietaria della Sarlux. La Sarlux è una raffineria con centrale elettrica integrata, cioè da un lato raffinano petrolio e dall'altro usano gli scarti del petrolio come prodotto collaterale per creare energia elettrica. Possono produrre fino a 575 megawatt di energia e nel 2023 hanno prodotto 3,5 miliardi di kilowattora, contribuendo al 42% al fabbisogno energetico dell'isola. Ho messo fabbisogno tra virgolette perché voi probabilmente sapete che in realtà in Sardegna il fabbisogno è molto basso e l'energia che viene prodotta viene venduta alla Corsica e fornita al resto dell'Italia. Okay? Quindi andiamo a bruciare scarti di petrolio e carbone a Fiumestante e a Porto Torres, ad esempio, per fornire energia agli altri, fondamentalmente. La Sarlux ha messo 6.300.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Dunque, il capitale sociale della Sardeolica è 56.000 euro, non sembrano tantissimi, però è comunque un'azienda più solida rispetto a quelle di cui parlavamo l'altra volta, 41 dipendenti, a sede a Macchiaretto e niente, controllato dalla Sara. Gli aerogeneratori. Sulla tabella trovate sul lato sinistro gli aerogeneratori del progetto precedente e sul lato destro gli aerogeneratori che sono stati proposti per questo progetto, dove comunque c'è una nota. Potrebbero cambiare anche in corso d'opera. Si tratta di un tipo di aerogeneratore che esiste sul mercato da diversi anni e potrebbe per loro stessa ammissione essere sostituito con degli aerogeneratori più piccoli della serie 150. Questi aerogeneratori della serie 150 in passato hanno avuto un richiamo perché ne è crollato uno in Svezia. Okay. Comunque, Vestas V162 ha un altezza al morto di 119 metri, per cui come vi dicevo un po' più alto al morto degli altri, ma ha un rotore un po' più piccolo, 162 metri. Il raggio, cioè la lunghezza della lama, cioè uno dei componenti del rotore, è di 81 metri, altezza massima 200 metri, riciclabilità 87%, tenete presente questo numero, riciclabilità vuol dire che l'87% può essere riciclato, il resto deve andare in discarica. L'area esposta al vento, anche questo è importante, nel modello precedente era 24.000 metri quadri, in questo caso è 20.000, un po' più piccolo. C'è un documento dove si parla del piano di dismissione. C'è un discorso un po' strano qua, perché dice il piano di dismissione prevede lo smontaggio delle pale, il trasporto per il loro ricondizionamento, quindi ipotizzano che queste pale possono essere magicamente a fine vita spedite al produttore, essere ricondizionate e riutilizzate, che è una cosa che non si era mai sentita prima in realtà. Però dicono, siccome non si sa quanto questo possa costare, al momento, via cautelativo, metteremo solo il prezzo dello smaltimento in discarica. Okay? Quando loro identificano il prezzo dello smaltimento in discarica, dicono che spenderanno in tutto 1.856.000 euro. Scusate, 1.856.000 euro. Il progetto precedente, pur non parlando di smaltimento in discarica, ma parlando solo di smontaggio, prevedeva 8 milioni di euro. Cioè, questi spendevano 8 milioni di euro per smontarli, invece questi altri ne spendono 1,8 miliardi per smontarle e spedirle in discarica. È un po'
coerenti, insomma, sono numeri messi a caso. Poi vabbè, fanno delle considerazioni sul fatto che molti dei componenti sono riciclabili, d'altronde si tratta di ferro e rame, che sicuramente sono appetibili, mentre invece ci sono delle parti che non sono riciclabili dal punto di vista delle discariche. Come forse vi ricordate, la parte di fondazione rimane a terra e viene coperta da un metro di terra a fine vita. Quindi questo veniva detto anche nel nostro progetto. Un'altra novità è che parlano di ipotesi di repowering, cioè la possibilità di sostituire le pale con altre più efficienti alla fine dei 20-25 anni del ciclo vita. Quando loro parlano di utilizzo, è interessante il discorso perché sono proprio loro che avevano un parco eolico da SAI che esiste da più di 20 anni e per il quale hanno dovuto eseguire repowering perché le pale erano ormai obsolete. Sono accumulate in questo punto particolare di Google che non ricordo se è ancora all'interno del territorio della SAI, perché poi ho sentito che alcune di queste lame sono state spostate nella cartiera di Arbatax. Comunque sta di fatto che stanno in giro per la Sardegna depositate su terreni all'aperto, quindi nessun riutilizzo. Se dovessero fare uno smaltimento in discarica, questo è quello che avverrebbe. Quella nuvola di polvere che vedete dalla destra, con un puntino di colore leggermente diverso rispetto al terreno, è caterpillar di quelli grossi. E una di quelle che vedete sotto invece è una lama di un rotore. Questa discarica si trova negli Stati Uniti, Wyoming, in una città chiamata Casper. Okay? Hanno deciso di fare la discarica da una parte degli Stati Uniti. Ipotesi di riciclo. Allora, un paio di giorni fa è uscito un video pubblicato dall'ANEP. L'ANEP è l'Associazione Nazionale delle Aziende che producono energia da vento. In poche parole dichiaravano che l'Unione Sarda dice palle perché ha pubblicato un articolo dicendo che in Italia c'è un problema di smaltimento dei rotori eolici dismessi. E cosa dicono in questo video? Proprio, non so se la connessione del peso. E io credo che se voi avete una pala eolica composta da acciaio, cemento armato e vetroresina per rotori, che è la parte non riciclabile, avete la riciclabilità del 94% del peso, ma ciò non toglie tutto che quel rotore non sia riciclabile. Ok? Quindi è molto, molto interessante di vi ricordate tra l'altro, abbiamo visto i dati della pala eolica, che il generatore viene dichiarato dall'azienda produttrice come riciclabile all'87%, non al 94%. Comunque, anche ammettendo che il riciclaggio avvenga, in Europa esistono non tante possibilità di riciclare, sicuramente neanche una di queste in Italia. C'è un'azienda che si chiama Ocin, che si trova in Germania, che utilizza le pale eoliche per creare dei montaggi cementizi. Sono un'azienda che produce cemento, in poche parole, e in qualche modo riescono a miscelare la fibra di vetro al cemento. Quindi si sta creando questa eoliche che dipende dalla fibra, il granulato di fibra di vetro, non so che fibra abbia una volta stata questa fibra di vetro, se possa essere comprata perché sono fatte di quel tipo. C'è una startup che è quella a cui in realtà fanno riferimento dell'ANA, che però ancora non esiste, nel senso una startup stanno dicendo noi alla fine del 2024 inizieremo a raccogliere i rotori e poi nel corso degli anni creeremo diversi stabilimenti, più che altro nel Regno Unito, in previsione 6 e 2 dovrebbero partire l'anno prossimo, dove stacchiamo la parte superficiale delle pale che contiene resina epossidica con degli acidi, ricicliamo la fibra di vetro e la utilizziamo per fare dei mobili. Interessante perché se andate a vedere il sito dell'azienda, a un certo punto dicono l'odore della resina nei salotti con i mobili creati riciclando le lame dei rotori eolici è quasi impercettibile, quasi impercettibile.
Per cui niente, se siete interessati a questo tipo di prodotto, se volete mettervi una pezzo di paleolica in salotto e se sopportate l'odore di questi componenti plastici, contattateli. Poi c'è anche un'altra soluzione che non riguarda tutti quanti i progetti, riguarda la Siemens Gamesa, che dal 2021 vende delle pale che secondo loro sono al 100% riciclabili. Per essere una cosa nuova, a partire dal 2021 ancora non sono passati 20 anni di fine esercizio, per cui bisognerà vedere come avverrà questo riciclaggio alla fine. Vabbè, le fondazioni, queste sono ancora più grandi di quelle precedenti, avremo un volume di un diametro di 26 metri, mentre invece l'altezza, l'altezza è di 3 metri e 98. La cosa più interessante di questa slide è il volume di terra che deve essere movimentato per creare la fondazione. Sono 990 metri cubi di terra che devono essere spostati. Oltre alla fondazione c'è anche il discorso della piazzola, perché come l'ha montata la paleolica servono due gru, quindi serve un piano su due lati della paleolica su cui mettere le due gru, non ne basta una, ne servono due. Per cui altro cemento e altro terreno da spianare per rendere solido, ok? Oltretutto altra terra da spostare. Quindi andiamo a occupare una superficie che è praticamente il doppio e il triplo rispetto a quella della fondazione. Impatto delle vibrazioni sul suolo, qua c'è una cosa interessante. Per quanto riguarda la turbina VT4, che hanno messo a Punta Corongiu, hanno rilevato che ci sono delle anomalie del terreno, delle estività. Il terreno ha caratteristiche di portanza ridotte e le rocce al di sotto di quel terreno sono molto fratturate, con possibili vuoti. Bisogna quindi fare delle fondazioni più profonde del normale, per cui non i 3 metri e 98 che vedevo prima, ma bisognerà fare delle fondazioni che arrivano fino allo strato strano di roccia per una profondità non inferiore ai 12-13 metri. Okay? Inoltre bisognerà fare dei sondaggi per vedere in che stato si trova questa roccia di almeno 20 metri. Okay? Questo riguarda anche la pala VT5, Pramina Cosanta, Punta Corongiu, Concaleras, che ha lo stesso tipo di litografia, lo stesso tipo di terreno. Nota al margine, nel progetto precedente abbiamo presentato un'osservazione che analizzava l'impatto delle vibrazioni nel suolo per quanto riguarda la mesofauna, in poche parole i lombrichi. C'è una riduzione, c'è questo studio che dice che c'è una riduzione fino al 40% della popolazione di lombrichi in aree dove ci sono le paleoliche. Perché è importante? Perché i lombrichi in qualche modo rielaborano la terra e la rendono più fertile. Per cui ci sarebbero anche delle ricadute dal punto di vista dell'agricoltura e per cui economico. Ora, al di là del discorso a lungo termine, questo è quello che è successo a Derrick Ryan nel 2003. Hanno creato un parco eolico, hanno lasciato questi 990 metri cubi di terra di diverse paleoliche ammassate in una collina. Questa collina è franata. Una delle caratteristiche dell'Irlanda è che lo strato superficiale in alcune zone presenta la torba, che è nient'altro che un insieme di vegetali, di erba, di che scendella alta, e che viene utilizzato per essere bruciato anche, insomma, magari non si usa più come una volta, ma tradizionalmente viene usato per scaldare le case, i pub, per fare punti di produzione. Comunque questo strato di torba superficiale franato ed è finito nel corso d'acqua. Quest'acqua era potabile, non ha dovuto interrompere l'approvvigionamento di acqua potabile. Hanno calcolato la morte di 50.000 pesci in quell'episodio ed è stata aperta una procedura di infrazione dell'Unione Europea verso l'ente elettrico nazionale irlandese. La sanzione era di 5 milioni di euro. E queste sono le foto di Derrick Ryan. Come vedete il fango è arrivato fino all'ingresso del paese. Percorso stradale. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo detto che per quel progetto era previsto l'arrivo delle pale da Cagliari, dal porto di Cagliari. In questo caso invece l'arrivo dovrebbe avvenire attraverso il porto di Oristano. Quindi in che modo si fa la strada? Vanno fino a Villa Santa, al svincolo di Villa Santa sulla 131, poi Villa Mar, Villa Nova Franca, che è stata un po' atipica perché evidentemente devono evitare gli ostacoli, Mandas, Serri, Aro di Isili,
e a quel punto devono creare una sorta di bretella tra l'agro di Isili e Nuraggiadori. Da lì in poi devono utilizzare la viabilità che abbiamo nell'incrocio dopo quello della Corrente Canale fino a scendere in Faenza, a seconda del punto in cui avviene l'installazione. Quindi, essendo un'autostrada, bisogna rimuovere le fiabe. Questa è, diciamo, una parte degli alberi che dovrebbero essere rimossi, arrivando dal porto Geristano fino a qua. Okay? E tra l'altro sono alberi che non hanno niente a che vedere con quelli del progetto precedente, sono una strada per lo più diversa, a parte forse l'ultimo tratto, molto green come approccio. Rischi ambientali. Alcune cose le avete già sentite, abbiate pazienza. Le ridico velocemente per quelli che non hanno mai sentito la questione. Le paleoliche, abbiamo detto, hanno una parte del motore fatta in fibra di vetro, ma questa fibra di vetro deve essere rivestita da un materiale plastico più solido. Questo materiale è la resina epossidica. La resina epossidica è quella plastica che potete utilizzare anche volendo in casa, con due componenti che si solidificano nel momento in cui mischiate questi componenti. Il componente principale della resina epossidica è il bisfenolo A, che costituisce il 70% della resina epossidica. È stato rilevato dall'Unione Europea che questo bisfenolo A inquina tantissimo l'acqua. Basta un chilo di bisfenolo A per inquinare 10 miliardi di litri d'acqua. Ora, è solo uno strato superficiale che serve a inquinare le pale, in realtà su un manufatto di 24.000 metri quadri o 20 metri quadri come il progetto è comunque una qualcosa di rilevante. Cosa provoca il bisfenolo A? Infertilità, in un posto dove già abbiamo un indice di fertilità che è uno dei più bassi al mondo, solo la Corea del Sud ci supera il negativo, alterazione del sistema endocrino, allergie cutanee e tumori, in particolare tumori alla mammella. Esisterebbero dei test per calcolare quanto materiale viene rilasciato dalle pale per azione della pioggia. Immaginate voi delle gocce di pioggia o comunque altro materiale che crea attrito sulle pale, e per cui questa resina epossidica piano piano si stacca o addirittura cade un fulmine se ne stacca in troppo. Comunque questo test analizza l'effetto della pioggia. Si chiama test WAR, dà una sigla specifica che non è qualcosa creato dagli ambientalisti, lo utilizzano normalmente le aziende produttrici di paleoliche. Però i dati di questo test ovviamente non sono presenti in questo progetto, nessuno dice quanto materiale viene in realtà rilasciato. Qua c'è il link, potete andare su YouTube per vedere come funziona il test. Sono delle gocce che cadono sul manufatto e poi si calcola quanto peso manca in questa roba. Allora, effetti del bisfenolo A sulla fauna, sui pesci crea dei problemi allo sviluppo, alla riproduzione, al metabolismo, danni cerebrali, disturbi comportamentali. Si lega alle uova, in Sardegna abbiamo dei piani di popolamento della torta sarda a Isoli tra l'altro, e poi tenete presente che in tutta quella zona che abbiamo analizzato, riguardo Rio Caprullo, Mediadroge e così via, sono affluenti del Rio Magno che va a finire a Cagliari, e poi abbiamo gli altri affluenti del fiume Rosa. Da entrambe le parti troviamo degli allevamenti ittici finalizzati alla produzione di mugine, di botarga di mugine, per cui se il bisfenolo si lega alle uova dovrebbe essere il bisfenolo nella botarga di mugine. Ci sono degli studi che riguardano anche le pecore. Ma scusa, Manda, sì. da neve pesci o noi di mangiare? Da neve sia i pesci che i animali, perché comunque il materiale che sta lì o te lo acquisisci direttamente dall'acqua oppure ti mangi la botarga o il formaggio insomma te lo porta, certo porta il formaggio in casa che sono sempre per trovare. Tra l'altro sono dei prodotti che vengono esportati, per cui potrebbe esserci anche un danno all'economia. Quindi niente, sulle pecore abbiamo effetti ossidativi sui globuli rossi, cambiamenti metabolici, permeabilità placentare del BPA liposolubile. Quindi si lega in altre parole la carne al latte, potrebbe esserci un potenziale impatto sulla produzione di formaggi DOP.
Impatto sulla fauna volatile, ci sono diverse specie che possono essere colpite dalla presenza delle paleoliche, in particolare in Sardegna ci sono dei progetti di ripopolazione dei grifoni a Villa Salto e a Cosa, che sembrano lontani, ma in realtà questi uccelli si spostano, alcuni vanno a finire in Sicilia e così via. Poi in realtà si parlava anche di specie locali che sono protette, che potrebbero essere affette da queste pale, però diciamo, non abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente. Perché vengono citati i grifoni? Perché ci sono degli studi approfonditi in Spagna, dove le paleoliche sono la seconda causa di mortalità di questi uccelli dopo l'avvelenamento. Okay? Quindi sicuramente qualcosa di rilevante. Rischio incendio. Le zone dove è prevista l'installazione sono, come tutto il resto della Sardegna, a rischio incendio alto, come vedete sul lato sinistra. Si fa una distinzione tra il rischio incendio normale, quindi qua è il rischio alto ovunque, e il rischio incendio boschivo. Quindi le parti in verde sono quelle a rischio minore, le parti in rosso quelle a rischio maggiore. Tenete presente che però, specialmente con le pale che andrebbero installate ai lati della strada provinciale 112, ci troviamo in zona gialla, okay? Molto vicino a zone boschive. Rischio di incendio sui vari generatori. Ci sono diverse possibilità di incendio nei generatori dovute alla fulminazione, perché se cade un fulmine l'aerotole è fatto in plastica, quindi infiammabile, ma ci sono anche delle cause diciamo interne. Si possono surriscaldare i cuscinetti a sfera e gli organi di trasmissione, quindi prendere fuoco, e ci sono dei rischi di incendio anche durante le operazioni di manutenzione, come approfondiremo dopo. Lo spegnimento è reso difficoltoso, perché qua in realtà è impossibile. Non c'è modo di spegnere un incendio su una paleoliche di quell'altezza. Non si può con un aereo, è troppo alta per spegnerla con una lancia, diciamo, con un getto dal basso, perché non esistono oggetti di quella lunghezza, di quella portata. Bisogna aspettare che bruci. Ogni volta che c'è un incendio a una navicella di una paleolica, nel 90% dei casi la perdita è totale, cioè devono toglierla e cambiarla con qualcos'altro. Lo dicono loro, non è una cosa presa da stati ecologisti. Inoltre, all'interno della paleolica, proprio in virtù della scritto, c'è bisogno di inserire un serbatoio di lubrificante che per una pala da 1,5 megawatt di 900 litri, ma queste sono da 7,2 megawatt, quindi sono molto più grandi, per cui ancora più lubrificanti. E poi vabbè, abbiamo già parlato di presenza di materiali polimerici e plastici, comunque incendiabili. Ora, fate un po' di attenzione a questa slide. Ci sono diverse colonne colorate. Partiamo da quella in alto a sinistra. Grosso modo abbiamo una scala di proporzioni. Quello in alto a sinistra è il Canadair. Il Canadair ha un'apertura alaria di 28 metri. Conoscete tutti il Canadair, credo, almeno per averlo visto. L'altezza tipica del lancio di acqua del Canadair, per essere efficace, deve essere effettuata tra i 25 e i 65 metri. Quando superate i 65 metri, a terra vi arriva solamente vapore, che si disperde nell'aria l'acqua, per cui è inutile fare un lancio a quell'altezza. Ora capite voi che se state lanciando da sopra una paleolica di 200 metri e se avete un incendio sotto il rotore o nella zona della paleolica, è inutile intervenire col cane, okay? Non può fare il lancio efficace se il lancio viene da oltre i 200 metri. Dunque, l'altro aspetto da analizzare è il fatto che queste paleoliche creano delle turbolenze. Le autorità di volo dicono che bisogna stare lontani da 5 volte il diametro della paleolica, per cui con pale da 175 metri bisogna stare lontani 875 metri. Ora, se voi vi ricordate, in questo progetto abbiamo delle distanze molto inferiori, si parlava di 600 metri, per cui se voi avete un parco eolico, praticamente non avete modo di passare da una parte all'altra, perché tutta l'area del parco eolico non può essere spenta utilizzando dei mezzi aerei, okay? Non potete intervenire con l'aereo. Mentre invece per le operazioni da terra, supponendo di avere un incendio sulla navicella, come abbiamo detto prima, i mezzi più potenti in circolazione, tipo quelli che si trovano negli aeroporti, hanno un getto massimo, come dicevo prima, di 85 metri. La navicella di queste pale si trova a 112 metri o 116 a seconda del modello, 119 a seconda del modello. Per cui non ci arrivate, ok?
all'altezza della navicella. Oltretutto sono 85 metri, non in verticale ma di lungo, quindi è impossibile riuscire a spegnere un incendio da terra. Tra l'altro gli incendi sugli impianti elettrici non possono essere spenti con l'acqua, okay? Quindi sarebbe comunque inutile. Ora, adesso c'è una parte un po' controversa, che io devo fare un po' di attenzione qua, perché ci cadremo nei panni delle persone che in realtà in qualche modo potrebbero essere favorevoli a questi progetti perché ne traggono dei profitti tipo, dei vantaggi, diciamo così, di tipo lavorativo o economico. Okay? Per cui quello che sto andando a dire non è che rispecchia la mia posizione dal mio punto di vista, però si tratta comunque di qualcosa che dobbiamo analizzare. È scritto nero su bianco su questo progetto quali sono i posti di lavoro che verranno creati e quali saranno anche i soldi messi a disposizione. Okay? Non è una cosa segreta che è stata detta per via traversa, è scritto nel progetto. Quindi è previsto un impiegato nel paleoliche per 20 anni, metteranno a disposizione 50.000 euro all'anno per un impiegato. Chiaramente voi sapete che quando un'azienda fa uno stipendio deve pagare contributi e così via, per cui queste persone andranno, presupponendo che tutti gli stipendi siano uguali, sono probabili, possono essere diverse figure professionali, andremo ad avere 35.000 euro di retribuzione all'anno, che presupponendo che venga applicato un contratto metalmeccanico di 13 mensilità, corrisponde a uno stipendio di 1.836 euro netti al mese, lasciando perdere le detrazioni per figlio. Formazione sarà necessaria, la durata non è specificata, le mansioni saranno la manutenzione dell'aerogeneratore, la manutenzione delle dorsali elettriche e media tensione, manutenzione di alta utenza, ruoli di tipo amministrativo, controllo remoto, analisi dati e manutenzione preventiva. Okay? Quindi sembra tutto molto bello. Vuol dire uno stipendio da 1.336 euro in paese, come stipendio padre, non sembra male, giusto? Ci sono però dei risvolti della medaglia. Nel 2016 nel parco eolico Delta Wind in Olanda sono morti carbonizzati 2 tecnici a causa dell'incendio della navetta. Non c'è stato modo di spegnere l'incendio in base al discorso che ho fatto prima. Okay? Ci sarebbe un modo per spegnere gli incendi che è lo stesso che viene utilizzato ad esempio nel data center, cioè in tutti quei capannoni dove ci sono un sacco di computer e attrezzature elettroniche, che consiste nel ridurre la concentrazione dell'ossigeno immettendo dei gas inerti, miscele di argon e di azoto. In questo modo si riduce la concentrazione dell'ossigeno al 15%, dell'ossigeno al 12%, quindi siamo molto vicini a quel 15%, non vi vorreste trovare lì quella situazione, ok? Tra l'altro è una cosa che funziona solo se l'ambiente è chiuso. Ora in un data center, uno di questi capannoni che si usano per installare i server, ci sono delle vie di fuga. Voi non dovete stare lì quando succede un incendio, dovete andare fuori e aspettare che l'impianto abbia il suo effetto. Non potete usare, come ho detto prima, liquidi, si potrebbero usare estintori a polvere, ma sono tutte cose che contribuiscono a rendere l'aria respirabile, senza contare il fatto che per effetto della combustione si genererebbero dei fumi tossici per via appunto, della combustione di plastiche e anche dei lubrificanti. Alcune pale hanno una specie di botola che permette di effettuare delle operazioni tramite una linea vita, un cavo, ma sarebbe molto difficile come dire, salvarsi cavandosi con un cavo da 112 metri, non so neanche se sia previsto con degli aerogeneratori di questa altezza. Tra l'altro c'è un'alta percentuale di incidenti non dichiarati nell'industria eolica, c'è come 84 e 4 di questi mortali. Tra l'altro è un trend di crescita perché negli anni scorsi eravamo attorno ai 3 morti all'anno, siamo a poco più di metà anno e siamo già a 4, per cui sicuramente per quanto siano migliorate le condizioni di sicurezza c'è un rischio abbastanza grosso. Questa slide secondo me è molto interessante. Quel riquadro che vedete è il valore attribuito dall'Agenzia delle Entrate al pascolo cespugliato nel territorio di Villa Novaturo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, un ettaro di pascolo cespugliato a Villa Novaturo vale 1.705 euro all'anno, per 20 anni, a chi rende il termine di spesa.
Supponendo di comprare questi terreni e supponendo che servano 8 ettari di terreno per ogni parte, che è un'esagerazione, cioè sarebbe un quadrato di 800 metri, ma in realtà ne bastano meno anche perché loro parlano di un buffer di 160 metri. Comunque esageriamo, parliamo di 8 ettari. Avremo un valore di 13.640 euro. Ok, quindi in totale dopo 20 anni si acquisiscono 300.000 euro di affitto per l'animale eolico. Ma la domanda è, per quale motivo questi signori vogliono affittare un terreno a 300.000 euro alla fine dei 20 anni quando potrebbero comprarlo all'inizio per 13.000 euro? Perché non scolpiscono. Potrebbe essere un'idea. C'è qualcosa di strano? Allora, se fino adesso mi sembrava controverso, questo è proprio completamente dalla parte del venditore, nel senso, vediamo quali sono i ragionamenti che dovrebbe fare il venditore prima di accettare una proposta. Gli fanno una proposta di locazione, prima di tutto si deve chiedere se chi propone è solvibile, cioè può garantire il pagamento dell'affitto per tutti i 20 anni. Supponiamo che sia una multinazionale che vogliate fidarvi, vabbè, continuate a accettare la proposta. Oppure vedete che la società ha 10.000 euro di capitale sociale come quello del progetto che vedete. Quando avevo 22 anni ho provato ad aprire un negozio a Cagliari. Il proprietario del negozio, evidentemente non fidandosi della mia solvibilità, mi ha chiesto di sottoscrivere una fideiussione. Che cos'è una fideiussione? È un'assicurazione contro me stesso, cioè io pago un'assicurazione contro il fatto che io non posso pagare l'affitto a chi mi affitta il negozio. Quindi anche se io smetto di pagare, l'assicurazione continua a pagare il padrone, però poi l'assicurazione se la prende con me. Quindi questi signori sicuramente deve essere tutelato, dovrebbero chiedere a una società che ha 10.000 euro di capitale sociale di fare una fideiussione in modo da essere sicuri che l'affitto venga pagato per tutti i 20 anni. Chiaramente sarebbe un costo aggiuntivo per la società proponente, ma visto che hanno questa disponibilità economica non dovrebbe essere un problema, giusto? Vabbè, quindi supponiamo che sono solvibili oppure sottoscrivono questa famosa fideiussione. Se non lo fanno, rifiutate la proposta, non avete profitto, vi terrete il terreno e andiamo avanti. Se invece lo fanno, bisogna chiedere se la proponente garantisce lo smaltimento della fine vita. Ok, quindi dovrebbero in qualche modo dire, ok, noi blocchiamo questi soldi, tra 20 anni diamo la garanzia che ci saranno dei soldi per completare quel processo di smaltimento. Non mi ricordo se l'ho citato nella slide, ma smaltire i rotori costa tra i 500 e i 1.000 euro a tonnellata. Invece la startup dei mobili che vi ho detto dice di riuscire a fare lo smaltimento a 250 euro a tonnellata, ma ancora non esiste. Okay? D'accordo, allora andiamo avanti, supponiamo che aprono il fondo di garanzia, iniziano a realizzare l'impianto. Tuttavia, in 20 anni succedono un sacco di cose. Potrebbero esserci dei cambi di destinazione d'uso, il terreno era pascolo cespuglioso e magari diventa una zona industriale perché avete un manufatto industriale, magari le tasse sono diverse, e magari voi avete un rendimento catastale maggiore e magari dovete pagare più tasse. Ci possono essere dei cambi normativi, ad esempio il sindaco di Senegas anni fa ha creato un impianto eolico in associazione con un'azienda eolica. Quando è subentrato il decreto Draghi, la società eolica ha smesso di pagare l'affitto. Infatti è più probabile che si chieda di contenzione. Infatti è il problema. Quindi ci potrebbe essere qualche cambio normativo per cui l'azienda riesce a non pagarli oppure le condizioni non sono così convenienti come sembrava all'inizio. Magari l'impianto diventa obsoleto, trovano delle tecnologie migliori, delle tecnologie più redditizie, alcune di queste non voglio neanche menzionarle, non voglio dire cosa sono, ma magari le stanno preparando, per cui i parchi eolici magari non servono più a niente, sono troppo costosi. Mettiamo che produrre energia dai parchi eolici, le aziende spariscono perché erano delle SRL, nessuno vi paga più l'affitto e voi vi ritrovate con la palla eolica. Non essere può dichiarare il fallimento. Esatto. Mandare via. Tutti 100 euro. Comunque supponiamo che sia andato tutto bene, non ci sono stati troppi problemi dal punto di vista normativo e così via. Alla fine dei 20 anni vi hanno corrisposto tutti i canoni, sì o no?
Se non vi hanno corrisposti dovete procedere per vie legali, aprire un contenzioso, questo contenzioso sicuramente durerà anni e anni, dovete andare a cercare società che forse esistono, forse no, quindi la fine della fiera sarebbe un mancato profitto o una perdita. Se invece hanno pagato tutto, arrivate a fine ciclo, e a quel punto dovete chiedere se lo smaltimento dei rotori è avvenuto veramente. Che ricordatevi comunque che anche se smaltiscono i rotori e l'aerogeneratore, vi restano le piazzole e le fondamenta di cemento nel vostro terreno. Se lo smaltimento non avviene, siete voi proprietari del terreno, per cui magari qualche ente di tutela ambientale potrebbe rivalersi su di voi perché non trova la società che il parco agricolo ha creato. Vi ricordo che lo smaltimento costa 500 milioni di tonnellata, per cui magari una parte o tutto il vostro profitto, ancora di più di quello che avete ottenuto come profitto, serve a dedicare questo smaltimento. Se invece è andato tutto bene, avete un profitto personale, però avete un danno ambientale per il fatto che rimangono lì le fondazioni di cemento, abbiamo detto, potrebbero esserci dei contenziosi anche per il fatto che sono queste fondazioni, eventuali altri problemi tipo frane, altre cose che abbiamo detto prima, quindi contenziosi di così altro tipo, oltre al fatto che avete un danno morale perché comunque avete assunto un ruolo, diciamo, all'interno della comunità che è sul lato degli speculatori che stavano aggiunto io. Niente, siamo quasi al termine, cosa si può fare? Come vi dicevo, c'è l'urgenza di preparare le osservazioni, vanno presentate entro il 29 di questo mese. Ci sono diversi argomenti che si possono sfruttare, l'abbiamo già fatto per il progetto precedente, speriamo di metterne ancora di più. Esistono dei database di informazione scientifica, pur non essendo noi degli scienziati o dei tecnici, dei laureati, ci possiamo affidare di quello che dicono gli scienziati, perché si presuppone che sia un processo di verifica delle informazioni, altrimenti questi documenti non potrebbero trovarsi pubblicati su questi siti. Niente, raccogliendo questi documenti e correlandoli c'è la possibilità di contestare diverse cose. E poi, leggendo anche lo stesso progetto, sono loro stessi a dire che il progetto di Cardinale è vincolato, perché non costa niente, per la cosa dice no, l'area è vincolata, quindi non si può fare. Dunque, prima di terminare, volevo fare vedere una cosa. A me ha fatto molto, come dire, è stato interessante il discorso del sedato di Roma.
che lui andava casa per casa a disfare, diciamo, le persone, proprietarie, eccetera, altrimenti se la vedevano con lui. Cioè per dire, no? Ma un proprietario se si rifiuta, lo prendono ugualmente il terreno. Io ho sentito anche questo. Io mi ripeto, Guarda, io posso dire alcune delle cose che ho letto nel progetto, poi questioni normative e così via, c'è gente nel comitato che è molto più preparato di me, che conosce anche lo storico di questo problema meglio di me, che è perché comunque è un diritto per il bene comune possono scoprire. sì, è successo. Comunque, volevo dirvi solo una cosa. Se guardate il QR code, vi dà il link alla presentazione, che quindi potete rivederla, farla vedere a qualcun altro. Se volete partecipare alla creazione di osservazioni, che serve aiuto, quella è la mia mail. Quindi segnatela, mandatemi una mail, poi parlando poi del microfono. Vediamo cosa può fare. Grazie. E comunque, al di là della creazione delle osservazioni o meno, vi ricordo che il 2 ottobre c'è una manifestazione a Cagliari con la presentazione delle firme per la legge per Rubello. Anna sta raccogliendo le prenotazioni per i turno, sarebbe bello andare in tanti, se riusciamo a riempire non uno ma più di un turno. Okay. Per cui niente, questo è tutto, non so se qualcun altro vuole prendere parola, qualcosa da dire o se avete domande sulla presentazione, nei limiti delle mie